Buonasera a tutti, vestiti voi, che non la veoie, dia 7 adesso mese di aprile, lo mista e 26, non sto sempre dai nocche, che ha sempre numero 11, dai saghi dalle vizi, dai solo dai barbaggia dei vizi, dai Sardegna a tutti, il mondo e specialmente a tutti. La nazione vistichesa è sparta in tutto il mondo, ma non solo in Cuccia, ma anche oltre, in tutta la zona, l'Umbria, la mia, l'una che in tutto il campo del sicuro spartano in tutto il mondo. Bene, e tutto il resto chiaramente, che non sono quello curso di scoppiare la gente pure ascolta, visti TV, dai Giugali, dai Oliena, di scuola, da Perù, insomma, da tutto quello. Però comprendete, insomma, questa cosa nasce in questa ida, poi è in forte sofferenza, la ida dei vizi. Bene, io come si presenta Sadia, si presenta questa bella meta di voi, come si vede perché lo è libero, va a creatura di nuguetta, va a pacca roba, con la sa videata classica però che vede bene delle fotografie, ecco qua, poi damolo un'altra fotografia del campo pollarco, ecco, sai, da le viste, sai. Collabora tutta la valle, sempre riscropiato purtroppo che non inquadra tra le trividenne come funziona col cellulare praticamente, due strisce bianche da sopra, una giù dai nocche, praticamente ai nocche non si denuda, non va solo comando, lo va per comandare denuda, lo spostiamo pure, lo tutto giù, poi tutto giù, insomma, giù così le teste, un terzo del suo quadro, che è un mese, un mese del suo quadro, deve essere pubblicato, dà adesso almeno un schifo totale. Bene, comunque già sono le prendo tutte le die, però oggi è dia de martes, e dicono casa, mercoledì, insomma si sono le prendo tutte le die, però non riescono a questa temperatura, scala purtroppo l'inquadratura non resiste alla vita. Bene, andiamo da innanzi, dico il programma del benedizione della Santa Famiglia da parte del Soprabano, mercoledì 8 comincia e finiti martedì 21, poi ve lo pubblico in maniera vista in modo tale che lo potete già consultare, poi scrivete sul Soprabano potete colare a Benedica Santa Famiglia. Andiamo da innanzi, ecco un appuntamento importante, questo è il vecchio di aprile, a Sassette, il cinema Ariston, presentazione del suo libro Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cosello, tenore del monologo de Vizi, a cura del Sebastiano Piloso. Primavera al parco di Tepilora, tour in quad e pranzo tipico, partenza dalla prima fila, cosa che mi interessa i clienti, a sulle che 9 di questo mese, pranzo tipico incluso. Bene, Enoch non comprendo poiché vabbè, a suo solito qualche problema che si spaggiano adesso il giornale, perché siccome la velocità di trasmissione di questa pagina non sempre è perfetta e vabbè, manca una pagina, però a chi mi esprima invece della scaricare, a chi mi esprima alla storia a inviare e via, insomma, ecco qua, la inviamo, tanto ho provato a scaricare, la si siede, scrive in occhio, non tutto dal video, cioè dalla video bianca, e quindi la si siede al basso, che si vede questo, dei note. Per chi viaggia all'aeroporto di Brindisi non ha carburante per viaggiare, non solo il porto di Brindisi,
non ha più carburante per gli aerei, limitazioni a pescare a Reggio Calabria, disagi e caro prezzi dei voli anche nell'isola. Il caro petrolio non si ferma, complice anche il fatto che la tregua in Iran non sembra cosa fatta. Alle 20 di oggi scade l'ultimatum di Trump. Ah vabbè, adesso l'ultimatum diventa penultimatum e così via. Al lavoro contro l'assalto eolico, dopo le bocciature della moratoria e della legge sarda per le aree idonee, la Regione accelera sulla definizione di una norma per superare il vuoto contro l'assalto eolico. La Giunta sta studiando un DDL da integrare con Pratobello 24. Sarebbe una legge a prova di Corte Costituzionale. Via Roma partono gli scavi, procedono spediti i lavori della linea 3 della metro di superficie a Cagliari, operai e ruspe, passate le festività pasquali, riprendono gli scavi nell'ex corsia riservata al trasporto pubblico in via Roma all'Alto Mare. Intanto oggi nuova rivoluzione del traffico nell'area via Sonnino, via Le Diaz e via Le Amendola. Va bene, intanto colando la pagina con la Nuova Sardegna, turismo charter a rischio, charter a rischio del volo dedicato, insomma, intervenga la regione, l'allarme sul caos voli arriva dal Vichi dell'accoglienza, Sanna, concerti e spiagge a Pasquetta come d'estate. Moro scarica Solinas, non andiamo col centro-sinistra, questo è Pisdazza, naturalmente Moro è presidente, se Pisdazza è Solinas segretario. Io che batto un aeroplanetto per risparmiare carburante scendiamo in folle e il passeggero è tutto canto scontento. Seui, donna trovata prima di coscienza in un casolare. L'esperto siamo iperconnessi ma troppo poco attenti, questa è la struffa in salette insomma. E intanto hanno gabbato una nuova sulla 131 vicino al bivio di Lula, per Lula decine di auto con le gomme forate, ma resta il giallo sulla causa. Ecco poi la nanna Olbia ha visto macchina firma, evidentemente hanno bucato prima e hanno bucato su bivio di Lula, hanno bucato e in firma in cui ne sono avvistati al dopo questa gomma bucata. Una po' un'anomalia di strada non mi pare che Bayer capito Krauso. L'Italia ha dimenticato papà, ma lui era un divo internazionale. La figlia Evelina racconta il padre Amedeo Nazari. Ho giapponato che sono che poi sul libro il gruppo di Amedeo Nazari è presentato, coordinata la presentazione da Ursula Ruiu in Castello. Bene, Colombo a Sasra Terranova, da questa pagina entriamo subito, parte la caccia a 6 pediatri, 29 paesi rimasti scoperti. Anna Mulas, responsabile provinciale FIMI, sindacato, sono zone dove mancano da anni. Per risolvere si applichi il nuovo accordo, più diritti e retribuzione migliore. Se no non viene nessuno. Le cassette postali diventano intelligenti e avvisano se contengono corrispondenza. I nuovi sistemi sono stati installati in diversi centri dell'intera provincia, cioè in modo tale che viene a risbuitare. Ad Orgali, Fonima come Reoliena, Poste Italiane hanno installato le nuove cassette postali smart. Si tratta in sostanza di cassette postali intelligenti considerate da sempre parte dell'identità del paesaggio. Le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all'evoluzione del mondo della corrispondenza, più piccole, digitali e connesse. Le cassette postali smart integrano tecnologia digitale e sicurezza avanzata per una gestione ottimale della posta attraverso alcuni sensori. Infatti comunicano al personale impegnato sul territorio nel servizio di svuotamento se all'interno della cassetta sia presente una certa quantità di corrispondenza oppure no. Ecco qua, avvisano sul postino chi va posta da ritirare. Gomme forate sulla 131, mistero sulla causa, decine di auto in panne dal bivio di Lula sino a Nuoro. La polizia stradale è colpa di una crepa, ma l'ANAS smentisce, ma quale crepa?
e può fare che questa crepa finché spintata in occhio possa bucare nel gomma, aiuto, dai, nella mitura, quindi crepa gaita in dosida e in dosilupo. O il caso delle decine e decine di auto con gomme forate sulla centrotenuta di CN diventa un giallo. Poi il cobbo a macchina schiena giù che le gomme le scorta. Sotto accusa una crepa nell'asfalto, ma l'ANAS nega per la polizia stradale dei chiodi di cui sarebbe stata disseminata la strada neppure l'ombra. Sarebbe stata invece una fenditura nell'asfalto a causare squarci e buchi nei pneumatici di decine di veicoli passati sulla carreggiata tra Olbia e Nuoro. Ieri le strade del Nuorese si sono trasformate in trappole per tante famiglie che si erano organizzate al fuorici porta. Per loro è stata una pasquetta da incubo, cioè praticamente questa bucca, questa programmata nella posta di Paschisella. Le indagini all'inizio gli inquirenti avevano ipotizzato la presa di un carico di chiodi e detriti metallici da parte di un mezzo pesante, anche per gli automobilisti alle prese con le gomme forate parlavano della presenza di chiodi, decine le auto fermate nel piazzale di sosta prima del bivio per Nuoro in attesa dei soccorsi. Da lì sono partiti i messaggi vocali e sui social per segnalare il problema. Auto in panne anche lungo la 129 in direzione Macomer e sulla 389 verso la Musei. A mattinata un tratto di strada dal Bivio di Lula fino all'ingresso di Nuoro è stato chiuso per diverse ore per permettere agli inquirenti di verificare le cause del rallentamento. Il traffico è stato deviato nelle arterie provinciali causando code inevitabili. A seguito del sopralluogo degli agenti della stradale è emerso che all'origine dei disagi non c'erano dei chiodi ma una crepa nell'asfalto. La smentita, questa ricostruzione però non collima con quanto sostenuto da ANAS nel tratto statale 131 di lamazione centrale nuorese si è effettivamente registrato un numero significativo di veicoli coinvolti in episodi di foratura dei pneumatici. Tuttavia, le verifiche tempestivamente effettuate dal personale tecnico ANAS sul posto hanno consentito di escludere con ragionevole certezza un nesso casuale diretto tra tali eventi e le lievi imperfezioni riscontrate sul piano viabile, ma una misura, potete bucare la gomma. In particolare le anomalie individuate di dimensioni contenute e prive di caratteristiche tali da determinare danneggiamenti ai pneumatici. Si legge nella nota, non risultano compatibili sotto il profilo tecnico con la tipologia e la diffusione delle forature segnalate. Attribuire a tali irregolarità la responsabilità dell'accaduto appare pertanto una semplificazione non supportata da evidenze oggettive. L'ANAS, continua la nota, è intervenuta con immediatezza provvedendo al ripristino del manto stradale che è stato riportato alle condizioni di piena regolarità. Le varie ipotesi, soprattutto la mattinata di ieri, la voce più insistente faceva ipotizzare l'azione dolosa. Beh, è chiaro che il primo pensiero è andato all'eventuale passaggio di un furgone portavalori e poi all'azione programmata da balordi per il solo gusto di rovinare la giornata di festa. Il caos si è scatenato a metà mattinata quando numerosi veicoli sono stati costretti a fermarsi a bordo strada a causa delle gomme completamente sgonfie. Potete scrivere, Bene, norme sarde, bocciate, corsa contro il tempo per evitare altri assalti, eventuali danni, speculazione energetica. L'obiettivo è superare il vuoto normativo, ma senza l'ombra dei ricorsi alla consulta. In pratica, cioè, ma resta l'ombra dei ricorsi alla consulta, cioè la Regione che fa che su un ricorso su atto che è stata votata la prima legge. La giunta regionale studia un disegno di legge che tutela l'isola magari da integrare con la Prato Bello 24.
Servizi alla persona, nuovo piano, incontri sul territorio per integrare la prima bozza. Al via da giovedì gli incontri sul territorio con la Presidente e Assessore ad interim alla Sanità, Alessandra Todde, in funzione della costruzione partecipata del nuovo piano regionale dei servizi alla persona. E questa assessora ha dubbio fas. Il giallo dei chiodi sulla 131 di Cienne, decine di automobilisti in panne con questa stessa unione e quelli che sono la Sardegna, si può fare un articolo umano. Caos e strada chiusa dal divo di Lula fino a quello di Marreri. Cosa sia successo realmente è ancora tutto da decidere e vabbè, l'abbiamo già visto, noi scritti cosa succede. Rosso-blu, affari spenti, ricominciamo da te, cioè magari sul castello, nonostante il sesto KO in 8 gare conservano il vantaggio su Cremonese e Lecce, ma non possono più sbagliare che Renale sicuramente abbassare Cagliari 30 punti, Cremonese e Lecce 27, quindi siamo a un passo da e su Tremene nella rete delle truffe, siamo iperconnessi ma troppo poco attenti, e cioè questo articolo è importantissimo da leggere. Cioè veramente usiamo schighetta in internet, sono meta. L'hacker degli hacker, Raul Chiesa, domani in aula a Olbia, avverte: i nostri dati personali sono preziosi sul web. Vabbè, questo dato personale non me ne ha fuggito tutto. Il problema non so l'accesso alla rete ha smesso di guardare in faccia gli utenti davanti allo schermo, siamo tutti uguali, tantissimi di tutte le età e le provenienze, assuefatti dalla velocità del caricamento delle pagine. Non leggiamo più nulla, soprattutto le schermate che ci chiedono di accettare per proseguire, che ci dicono chiaramente che vogliono avere i nostri dati per metterci per permetterci di continuare a navigare. Offrici la tua geolocalizzazione, il tuo indirizzo email e postale, le credenziali della tua app e noi ti facciamo accedere al sito e noi clicchiamo senza sosta, siamo superficiali. Ho detto in modo elegante, siamo una società iperconnessa ma poco consapevole. Per questo le truffe online, da quelle d'oro a quelle da pochi euro, sono una giungla quotidiana. Se il quadro globale appare complesso, è sul piano quotidiano che il fenomeno mostra il suo volto più diffuso. Le truffe online sono esplose negli ultimi 5 anni, colpendo indistintamente piccole e medie imprese, grandi aziende e cittadini. Siamo tutti possibili vittime, anziani, giovani professionisti e famiglie. E Inoki Binnac alcuna già pensava fosse un investimento, invece gli rubano 20.000 euro. Possamusca su Facebook le promesse di facili guadagni di un finto broker. Pollastro, scarso. Moro e no, che poi Vittorano basta mettere la pagina sul adesso truffa, evidentemente è scapitata dopo, vediamo un po'. No. Moro, Solinas vuole aprire al PD una conversione poco credibile. Il presidente del PISDAS, Antonio Moro, sconfessa la nuova linea del segretario. Il congresso solo con regole chiare e condivise. Le alleanze non sono una priorità. Quindi due anime del PISDAS sono le senatori. Distacco, interesse, prudente attenzione i partiti sulla proposta dell'ex governatore, cioè de Solina. I 5 Stelle sia al dialogo con sardisti disillusi. PD, l'alleanza con l'M5 Stelle per noi è fondante. Solina l'appetito praticamente per tagliare quasi chi M5 Stelle e quindi
come l'UPD, l'Ennanema e David Lunare, la stessa alleanza, poi le cose scambiano. In politica non è nata lealtà, insomma, la politica non è lealtà, la politica è politica. E anche chi produce del produce che le fa bene. Ma quale dico? Papà era un tenero, purtroppo l'Italia l'ha dimenticato, ma non solo l'Italia, ma pure Sardegna se ne Giardo, Evelina Nazari ricorda il padre Amedeo, stella del cinema del Novecento, infanti a Cagliari, la Magnani, il successo e il mancato film con Marilyn Monroe, cioè gli ha fatti pure uno cinema film Marilyn Monroe. È stato uno dei primi divi del cinema italiano. I più grandi registi se lo contendevano e ancora oggi in pochi vantano una filmografia come la sua. Ora Amedeo Nazari, alla navigazione Amedeo Buffa, Leone Buffo, Leone Cusina, rivive in un libro la sua prima autobiografia scritta da Roberto Liberatori per le edizioni Sabine, che sarà presentata a Cagliari, dove il grande attore era nato nel 1907, l'11 aprile alle 17 alla Multisala, e verrà presentata alla Multisala Notorious, cinema di via Santa Gilla. Per l'occasione sarà presente Evelina Nazari, figlia del divo di Irene e di Irene Genna, anche lei attrice e scrittrice. E a coordinare questa presentazione è Ursula Ruiu. Andiamo alla pagina interna, la quella italiana, questa smart working e le aziende rischiano sanzioni per le pubbliche medie imprese, multe fino a 7.500 euro per mancate informazioni sulla sicurezza. Da oggi nuove norme sul lavoro agile, che in Italia coinvolge 3,5 milioni di persone, mentre la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran prosegue e si parla di razionamenti energetici e di un ritorno ad un maggior uso dello smart working, entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile, anche che introducono delle sanzioni per le aziende fino a 7.500 euro. Il nuovo regime, le novità principali della legge attuale sulle PMI è infatti il regime sanzionatorio a carico dei datori di lavoro. Al ritorno dalle vacanze pasquali la norma entra in vigore da oggi. Per le imprese dovranno infatti adeguarsi alle nuove disposizioni. Dalle stime dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, lo scorso anno sono stati circa 3.575.000 i lavoratori che per almeno parte del loro tempo operano da remoto, più 0,6% rispetto allo scorso anno. E praticamente le disposizioni, con le nuove disposizioni, centrale sarà l'informazione scritta che deve essere consegnata al dipendente e dalla rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui devono essere evidenziate la prevenzione e i rischi per chi lavora fuori, cioè praticamente succede che chi lavora in azienda deve essere il piano di sicurezza, lavorare in domicilio invece non rispondiamo a nessun piano di sicurezza. E quindi raccolta differenziata, la Sardegna terza in Italia, l'isola è al 76,5%, ma cala il numero dei comuni rifiuti free, cioè praticamente che ne rifiuto, cioè il numero Binaiata, cioè in Sardegna Binaiata. La Sardegna conferma il 76,5% di raccolta differenziata, piazzandosi al terzo posto in Italia per incidenza dopo Emilia Romagna e Veneto. Bravo, bravo. Difficoltà di rifornimento in altri 3 aeroporti italiani. Brindisi in riserva, limitazioni a Reggio Calabria e Pescara, nell'isola Gasuglio a 2,142 euro al litro, la benzina a 1,782. Che non mai è successo qui.
la benzina costa per mezza le manco, aerei a secco non succederà, ma i biglietti saranno più cari. Ecco qua, tanto beh, sempre né con né che franchi, perché andiamo questa politica internazionale, possiamo distruggervi in una notte, questo è sul bullo, da Trump a un altro ultimatum che diventa appena ultimatum, questo è il definitivo. Per l'Iran è inaccettabile il piano. L'Iran risponde che è inaccettabile il piano USA. Depistaggio della CIA, così il pilota americano è stato messo in salvo. L'operazione segreta, prima il grande bluff iniziale della CIA che dava al sicuro il pilota americano del caccia F-15, disperso prima ancora di averlo trovato. Poi l'operazione vera e propria, con centinaia di uomini delle forze speciali mobilitati per salvarlo. Nel mezzo di un'aspra battaglia notturna e 2 aerei da trasporto C-130 fatti saltare in aria per evitare che finissero in mani nemiche, così gli Stati Uniti, in un'operazione ad alto rischio portata avanti tra sabato e domenica, hanno davvero evitato che il loro militare venisse fatto prigioniero dall'Iran. Il Presidente ha parlato di miracolo di Pasqua, fatto che senza loro stratagemma probabilmente sarebbe stato difficile arrivare a lieto fine. Dire al nemico di aver già recuperato il proprio soldato è stata una campagna di depistaggio che ha spinto Teheran ad interrompere le ricerche, addirittura il servizio di spionaggio. Mentre tra gli iraniani regnava l'incertezza, la CIA ha usato le sue capacità sofisticate e uniche per trovarlo. Va bene. Minacce e insulti, bufera sul presidente, è uno squilibrato, cara di schisi. Le giravolte a suon di ultimatum, poi rimandati, e i messaggi aggressivi e volgari scatenano una nuova bufera su Donald Trump, accusato di essere uno squilibrato che vuole commettere crimini di guerra. Il giorno di Pasqua il presidente è stato ancora più esplicito. Martedì in Iran sarà la giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Aprite lo stretto e vivrete all'inferno, ha scritto su Truth. Polemiche immediate, sta delirando come un folle squilibrato, hanno chiamato i democratici, ma le parole più dure sono arrivate dalla sua ex fedelissima Marjorie Taylor Greene. Ha perso la testa e tutti coloro che sono nell'amministrazione sono complici. Trump, da parte sua, ha minimizzato, l'ho fatto per chiarire il punto, e ha respinto le accuse su possibili crimini di guerra. Consentire all'Iran di avere l'arma nucleare è un crimine di guerra. Raid sul Source Pass, ucciso il capo degli 007 dei Pasdaran, colpito per la seconda volta il più grande complesso petrolchimico iraniano. E che in cui stiamo terminato, se teniamo le oie, nos damos appuntamento torna a casa. Intanto torniamo grazie alla Toscana iscritto, Ciriaco 2, grazie Ciriaco, un saluto e buona via che torniamo a te e a tutto quanto. Ecco, questi non ci avevo dimenticato a mezzo ridere e ti buona fortuna e visto tu addio, grazie. Sultano Stotto, ecco.